Nuovi sviluppi sul caso dell'omicidio di Alessandro Venier, ucciso e fatto a pezzi nella villetta di Via dei Lotte a Gemona, per cui sono indagate la mamma Lorena e la compagna Castro Monsalvo. I carabinieri del reparto operativo di Udine sono tornati nella casa per sequestrare il cuscino che era stato nascosto nella Panda parcheggiata nelle pertinenze dell'abitazione, che potrebbe essere proprio quello con cui le due donne, secondo quanto emerso dall'autopsia e quanto viene contestato dalla procura, hanno soffocato la vittima. Il supplemento di indagine è stato richiesto dal pubblico ministero Giorgio Minillo, titolare del fascicolo, e arriva dopo l'interrogatorio reso spontaneamente da Lorena Venier nel carcere di Trieste la settimana scorsa, dopo la chiusura delle indagini, con la contestazione alle due indagate in concorso del reato di omicidio volontario pluriaggravato e vilipendio di cadavere. Le indagini, che inizialmente ipotizzavano una morte da strangolamento provocata, secondo la confessione di Lorena, da lacci di scarpe strette al collo della vittima e della compagna, hanno poi preso, per quanto riguarda il decesso, un'altra direzione, quando l'autopsia eseguita dal medico legale Francesca Sinopoli ha evidenziato come causa della morte un'asfissia meccanica da soffocamento, mediante imposizione di mezzo morbido, dunque un cuscino, dopo che alla vittima erano stati somministrati un potente sedativo sciolto nella limonata e una dose massiccia di insulina iniettata da Lorena Venier. Il PM Giorgio Minillo ha chiuso le indagini notificando gli atti ai difensori delle due donne indagate. A breve dovrebbe arrivare anche la richiesta di rinvio a giudizio al GIP. Il supplemento di indagini per il sequestro del cuscino potrebbe allungare i tempi prima dell'avvio del procedimento in tribunale.